Questo è uno dei punti di osservazione che sono stati costruiti proprio prospiciente ad un lago dove adesso è popolato da tantissime specie acquatiche, prevalentemente germani, e alcune altre specie che stanno nidificando. Guardate. Questo è un esempio di perfetta integrazione, insomma, di un ambiente che dal punto di vista produttivo è importante, ma anche dal punto di vista naturalistico, insomma, tende a conservare specie animali e anche vegetali in questo senso. Sì, assolutamente importante dal punto di vista della tutela, della conservazione della natura. Questo è un sito SIC, ZPS, quindi di importanza comunitaria. È un sito fondamentale per il mantenimento della biodiversità, soprattutto in queste aree di pianura, laddove, soprattutto in pianura, noi dobbiamo concentrarsi e potenziare gli sforzi per mantenere la biodiversità, la differenziazione delle specie, sia vertebrate che invertebrate, che caratterizzano questi ecosistemi che ovviamente l'azione antropica, l'urbanizzazione, piuttosto che altre azioni dell'uomo, stanno mettendo evidentemente a rischio. Sotto il profilo economico, quali sono i benefici che può apportare su una comunità molto ampia, come può essere questa appunto di Manzolino e comunque territori limitrofi? Beh, sicuramente va sottolineato ancora una volta in termini di integrazione la capacità di queste comunità di integrarsi, di confrontarsi. Questa è un'area che è gestita da un insieme di comuni, sono 17 comuni che stanno cercando di mettere a rete le loro esperienze in termini di tutela della biodiversità. Quali sono le ricadute sul territorio? Beh, sicuramente questo è un ambiente splendido, per cui c'è fruizione turistica, c'è il contatto con il territorio e soprattutto in questo contesto di capacità di interrelazioni possono nascere nuove progettualità e quindi rendere ancora di più questo territorio attrattivo anche per l'economia, anche per attrarre investimenti. Vincenzi, c'è in programma qualche altro intervento di questo tipo nel vostro comprensorio che è molto vasto? Sicuramente noi in questi anni abbiamo diversi progetti in atto. Di questo tipo come casse di espansione penso che siano importantissime portare avanti la progettazione, ne stiamo verificando in alcune zone particolarmente ad alto rischio idraulico, occorrono naturalmente finanziamenti che auspichiamo che con una nuova programmazione, è una programmazione più che altro che guardi al futuro pensando alla prevenzione e non all'emergenza, ecco, in questo scenario penso che noi consorzi di bonifica dobbiamo inserirci con questo intervento. Agricoltura biologica e studio di nuovi parassiti che stanno colonizzando i frutteti della regione Emilia-Romagna. Dopo la vespa cinese, infatti, che attacca i castagneti, ora è arrivato un moscerino che deteriora duroni e ciliegie. Abbiamo detto che ci tornavamo ad occupare di ciliegie, siamo di nuovo in Vignola, siamo nelle basse di Vignola, questo è il fondo di Daniele Garavini che in questo momento sta eseguendo un particolare trattamento, ma ne parliamo con Stefano Caruso che è un tecnico del consorzio fitosanitario. Ecco, qui si sta trattando su un insetto, un parassito molto conosciuto che è la mosca del ciliegio, però questo particolare trattamento, che innanzitutto è biologico, è frutto di uno studio che è stato fatto recentemente e anche insomma, ha dato risultati importanti. In che cosa consiste, Caruso? Sì, questo nuovo sistema che si chiama appunto Spinterfly è un prodotto, come appunto dicevi, biologico, consiste nella distribuire dei piccoli punti di attrazione, quindi delle esche attrattive nei confronti appunto della mosca del ciliegio, che sappiamo è un parassita primario per il ciliegio. Queste esche sono particolarmente attrattive nei confronti di questo parassita e sono attivate con una piccola quantità di insetticida spinosad, che è un prodotto biologico. Ne basta molto poco per attivare questo tipo di meccanismo. Sì, praticamente noi distribuiamo 5 litri per ettaro di questa soluzione, che è fatta appunto da una parte di Spinterfly e 4 parti di acqua, che vengono distribuite in maniera puntiforme, intorno a 10-15 ml per pianta, in maniera omogenea sul tutto il frutteto.
E questo tra l'altro è persistente, se non altro per il fatto che avendo questa copertura consente di non essere dilavati in sostanza, impedisce il dilavamento perché comunque la pioggia non penetra su questi, al di sotto di questi tunnel che ormai sono molto diffusi nel comprensorio vignolese, che hanno questa funzione protettiva, diciamo. Sì, questo prodotto diciamo, ha sicuramente questo interesse appunto, di essere un prodotto a bassissimo impatto ambientale, a bassissimo utilizzo di acqua e anche, quindi risolve tutta una serie di problemi legati anche alle derive nei nostri ceraseti che sono costituiti da diverse varietà a raccolta scalare e comunque operiamo anche in un ambiente fortemente antropizzato e quindi risolve tutta questa serie di problematiche legate alle derive, possiamo dire. Oltre a questo, possiamo dire che invece un limite di questo prodotto è quello della facile dilavabilità e della persistenza limitata, intorno a una settimana. E quindi sotto queste coperture che servono per la protezione dallo spacco della pioggia, questo problema del dilavamento da pioggia viene ampiamente superato. Quindi diciamo sì, in questo modo riusciamo a associare una tecnologia legata alla difesa dallo spacco appunto del ciliegio a questo sistema innovativo per la lotta alla mosca. Questo un trattamento solo si esegue? In questo caso noi eseguiamo un trattamento settimanale, cioè dall'inizio del volo della mosca, che quest'anno, quindi 2013, è stato registrato intorno al 15-16 maggio nel territorio, abbiamo un monitoraggio territoriale, una ventina di trappole distribuite sul territorio e ecco da questa fase, quindi dall'inizio del volo, noi iniziamo questi trattamenti e settimanalmente li ripetiamo. Ecco Stefano, il Consorzio sta monitorando un altro insetto che è relativamente nuovo dalle nostre zone, ma cambiamo pezzamento per vedere di che cosa si tratta, perché è una specie di piccolo moscerino che però insomma sta creando problemi ai cerasicoltori. Qua siamo in un altro angolo dell'appezzamento dove si stanno facendo delle prove diverse appunto su questo parassita. Incontriamo un altro tecnico, tuo collega, Giacomo Vaccari. Buongiorno Giacomo. Allora, siamo di fronte a questa trappola sessuale, viene chiamata. Allora, spiegaci innanzitutto in che cosa consiste questo insetto, come mai è arrivato anche qua da noi. Mi diceva prima Stefano che ha un'origine asiatica e quindi non è, fra virgolette, autoctono, ma ormai il mondo è molto piccolo da questo punto di vista. Ora, si tratta di una trappola ad innesco alimentare, ha un innesco costituito da un misto di aceto, vino e zucchero. Questo serve per catturare questi insetti? Per la cattura di questo insetto che si chiama Drosophila suzuki, è un moscerino molto simile al moscerino comune che tutti conosciamo, e la sua provenienza arriva dall'Asia. È arrivato in Italia da pochi anni e di conseguenza stiamo facendo delle prove di monitoraggio e stiamo appunto confrontando trappole per la sua cattura di tipo diverso per capire, per individuare quale è la migliore. E soprattutto dopo per contrastare questo insetto. Sì, sono trappole che potranno servire poi per un monitoraggio efficace su tutto il territorio, ma anche potrebbero avere un impiego in tecniche di cattura massale. A questo proposito, ad esempio, abbiamo anche allestito una prova di cattura massale in un'altra azienda qua a Vignola. Quali sono i danni che può arrecare questo parassita alle ciliegie? Sì, al contrario del moscerino, del nostro moscerino, questo è in grado di deporre attivamente sul frutto integro, quindi pratica un piccolo foro grazie al suo ovo depositore e introduce l'uovo all'interno del frutto. Da questo poi nascerà... C'è un deterioramento del frutto, quindi perdite di prodotto. Della polpa del frutto che poi marcisce completamente sulla pianta. Ma ha nemici naturali questo insetto? Al momento non sono conosciuti o comunque hanno un'azione abbastanza irrilevante nel suo controllo.
appena finito di effettuare questo, diciamo, trattamento con questo prodotto biologico, quali sono le aspettative che tu ti sei fatto, insomma, per l'efficacia? Dunque, le aspettative sono quelle che il prodotto sia efficace. Dalle prove che sono state fatte per il passato, negli ultimi 2 o 3 anni, ha dato dei buoni risultati. Adesso proviamo a allargarlo su, diciamo, larga scala, a vedere se dà gli stessi risultati. Quindi meno impatto ambientale, anche meno consumo energetico. Esatto, diciamo meno di tutto, però premesso sempre deve essere efficace il prodotto, altrimenti E questo è un test. il prodotto Bacate è mio. Daniele, ci siamo occupati nella puntata scorsa appunto dell'andamento stagionale. Abbiamo visto che non è un'annata dal punto di vista produttivo tra le, diciamo, più entusiasmanti. Ecco, dal tuo punto di osservazione, secondo te, e quindi anche nel tuo apprezzamento, nel tuo campo, come sta andando? C'è una carica importante oppure sarà un anno da ricordare in termini negativi? Direi che nel mio ambito sarà sicuramente da dimenticare, perché della produzione ce n'è veramente poca, direi meno dell'anno scorso, e l'anno scorso eravamo già molto scarsi. Noi abbiamo visto che c'è stata una grande fioritura, poi dopo invece vedevi che tu, insomma, toglievi i fiori con il piccolo frutto acerbo che però non aveva allegato. Sì, infatti non si riesce a capire, perché sembrava che la legazione ci fosse stata, perché a un certo punto i frutticini c'erano, poi con gli sbalzi di temperatura non si capisce come, se ne è sviluppati pochissimi di quelli che c'erano. Questo su tutte le varietà o su varietà peraltro pregiate, insomma, che hanno anche una pesatura importante, che sono quelle che fanno, insomma, vetrina anche fuori dai mercati, diciamo, locali, fanno vetrina un po' del nostro comprensorio di Vignola e della Ciliegia. Direi che la maggior parte che hanno avuto i problemi più grossi sono le varietà precoci e pregiate. Per quanto riguarda quelle tardive, adesso la Ferrovia è ancora prestino, però sta cadendo anche lei. L'Apice invece c'è, che sono varietà più tardive, ecco. Ma per quelle che hanno avuto il danno peggiore sono state le precoci, medio precoci. Bene, ringraziamo Daniele Garavini, noi lo lasciamo al suo lavoro e si conclude con appunto queste battute, questa puntata di Cielo Aperto. Vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento la prossima settimana. Seguiteci comunque sul nostro sito celoaperto.com o su Facebook. Arrivederci.